Va bene, mi gira un po' la testa, scusate, non è il caso perché invece è un momento molto importante, è il momento dell'inizio della nostra finale. Entrino le finaliste. Allora, ragazze, una risposta al nostro quesito iniziale della serata l'abbiamo. Fanno più ridere le donne o gli uomini? La risposta ufficiale della sei l'ultima è le donne. Le donne. La cosa depone ancora più a vostro favore perché nella formazione iniziale delle puntate la media è 2 donne e 6 uomini, per cui voi avete dovuto farvi largo a gomitate letteralmente. Però attenzione, noi non rinunciamo per questa finale ad un gioco abbastanza divertente, quello dei Call Me and Company. Spero che voi siate preparate su queste cose. È un giochino che facciamo anche per il pubblico, potete rispondere anche voi se loro non hanno la risposta. Come si chiama il più grande portiere del calcio giapponese? Forza. Tu tiri io paro? Esatto, tu tiri io paro. Uno, tieni uno perché... Questo è facile. Il più abile scultore italiano? Oscar Pello. Sì, Oscar Pello, brava. Uno pari. Finalmente ce n'è una bella e pure intelligente perché tutte le altre erano delle belle stupidate. Il faraone egiziano morto in incidente stradale? Sottoncamion. Sì. Brava, 2-1. Qui ci vorrebbero i 3-3 che direbbero questo mi pare una stronzata, però devo dirlo sempre. Perché gli indiani sono rossi? Perché stanno in riserva? 2 pari. Come finiamo? Alle stelle con la TV intelligente proprio. Che cos'è il cognac? Il maric della Sorec. Va bene, forza ragazze. Potete spostare il nostro banchetto perché il gioco dei Call Me and Company. Buonasera signorine, grazie. Il gioco dei Call Me and Company serve solo a introdurre la finale, ormai la gente che ci segue lo sa, e a permettere alla vincitrice 3-2 di scegliere se cominciare lei, Valentina, o far cominciare Lia. Com'è la tua strategia? Lascio che cominci lei. Lascia che cominci la nostra finale, Lia Cellamare, vai! C'è un'anziana contessa di Bari che si vuole rifare il seno e ha avuto l'indirizzo di una clinica famosa in Svizzera. Va e trova questo dottore. Senta dottore, io sono una contessa di Bari ormai avanzata nell'età, però mi vorrei fare il seno, sai come quel delle modelle. È possibile? Certo, 80 milioni. Ah, 80 milioni costa. No, c'è qualcosa di meno. Senta, in Italia a Salsomaggiore costano di meno e fanno lo stesso servizio. Difatti la contessa va in Italia a Salsomaggiore. Senta, io sono venuta, sai, vorrei farmi uno di quei bei sudi, sai, belli. Quanto costa? 5 milioni. Posso spendere 5 milioni. Solo, signora, le devo avvertire una cosa, che ogni tanto si sgonfiano, però c'è un movimento delle braccia che si rigonfiano e rinvigorisce. Ritorna a Bari dopo l'operazione questa contessa e incontra il suo ex marito ad un ricevimento. Ui, Michele, ti piace? Lina, ma come ti sei fatta bella? Non sembra proprio che hai tanti anni. Ti piace? E decidono di andare a fare l'amore. Lui va nel bagno e lei inizia a spogliarsi. Mentre si sta spogliando, si stanno sgonfiando. Aspetta, così. Esce dal bagno Michele. Oh, Lina, pure tu sei stata a Salsomaggiore. Questo era un antipasto della finale, Calma. Le gambe non vi fanno Giacomo? No. Vai, Valentina, con la tua prima barzelletta. Allora, c'è una signora che va dall'oculista. Buongiorno dottore, buongiorno signora, prego una visita. Sì, ecco, mi faccio vedere subito. La signora si comincia a spogliare.
No, signora, guardi, io sono un oculista, non so un medico generico, penso che qui ci sia un equivoco. E un attimo che mo te lo spiego, no? Se leva la giacca, se leva la gonnella. Signora, torna a ripetere, io sono un oculista, non sono un medico generico, io visito gli occhi. E un attimo che vai di fretta, mo te lo spiego il problema. Se leva sotto la mutandina, se leva reggiseno e se sdraia sul lettino. Dottore, vieni a mettere qua. E il dottore... Ah, signor, io sono oculista, ma sto pure nomo. Non mi provochi, la carne è debole. Tu sto di, vieni a mettere qua. E il dottore si avvicina. La signora Opia se lo butta addosso e cominciano a fare l'amore. La signora, dottor! Ecco, io a sto punto non ci vedo più niente. Calma. Sono due brave, molto brave le nostre finaliste. Lui contro lei, ha già vinto lei, ma lei si chiamerà Valentina o Lia. Attenzione perché adesso il vostro applauso è determinante. Prego, Lia. C'è un signore che lavora sempre e trascura sua moglie ritornando sempre tardi a casa. Ehi, domani è il mio compleanno, non ti permette di rimanere a casa, che io devo venire con te al ristorante. Sì, va bene. Il giorno dopo lui lavora fino a tardi, le 11, il compleanno di Teresa, devo comprare qualche cosa. Si mette in macchina e cerca un negozio aperto. Lo trova, entra e ci sono degli animali. Senta, il compleanno di mia moglie, ci avrebbe qualche cosa? Sì, c'è una rana dalla bocca larga, una razza speciale dell'Africa che è molto particolare e costa solo 400.000 lire. Ah, e va bene, me la dia, un compleanno. Senta, un pacco regalo, grazie. Si mette in macchina, il pacco accanto e inizia ad andare verso casa. Il pacco a un certo punto inizia a muoversi. La rana si sta muovendo. La rana esce dal pacco, sui pantaloni. Hai capito la rana? Hai capito la rana? Basta, basta. È che bella questa rana dalla bocca larga. E che dopo un po' il pacco inizia a muoversi. La rana si sta muovendo. Ma che sei? Ti piace? Basta, ho detto basta. La rimette nel pacco. Arriva a casa la moglie infuriata. Tu non mi ami più, da domani io voglio il divorzio. Senti cara, buon compleanno. Apre il pacco. Una rana, ma che razza di regalo. Senti bella, questa come impara a cucinare? Tu da qua te ne vai. Risultato d'eccellenza, ma l'esperienza ce lo insegna, si può fare anche di meglio. Ci prova l'altra finalista, Valentina. Allora ci stanno una coppia di spose prima notte di nozze. Riconoscibilissime le due coppie. La prima coppia de Roma, Fraciconi, Burini, tutti rattoppati zona Ladispoli underground. La seconda coppia zona benestante, tutti acchittati. Si incontrano fuori dalla stanza dell'albergo le rispettive signore. Riconoscibile anche qui tra di loro perché la signora Burina aveva un asciugamano pieno di toppichi, i sandaloni infradito, camminava tutta così. Invece la signora benestante era avvolta da un asciugamano tutta cotonata, con i ciabattini e la piumetta, pare un cocker. La signora Burina si gira alla signora benestante e gli fa: senta un po', signor, come sta la notte de nozze? Estremamente bene. Ah, capito, mio marito è un uomo dalla grande fantasia sessuale. E a lei? Ma che ne so, io non ci sto a capire niente, non so come m'acchiappa mio marito, io non ci sto a capire niente. Senta signor, per curiosità, ma lei dopo la prima notte delle nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Ah, vedi che fortuna la signora. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì, tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: ah, capita signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta ingrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? Rapallo? Rapallo, ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Merita.
E ci sia. Signore e signorine, adesso devo dirvi una cosa. La vostra bravura era letteralmente pari. Qui bisognava azzeccare la barzelletta per la finale e la tua, nonostante avesse il problema di essere un po' dialettale, di essere capito qualche seconda dopo, ti ha portato fortuna. Vince l'edizione lei, anzi lui contro lei della Sei l'Ultima, Valentina Persia! Via, due finali. Complimenti anche a te. Bene, Eppure ci lì, vedremo bacio, presto. bacio. Valentina, grazie. Guarda, pure Claudia Auguri. Colla è venuta a congratularsi. Nastro rosa, allora, Pensa che così sfrontata, così insomma forte la controbarzetta, adesso aveva la lacrimuccia all'occhio. È dolce fuori, anche se questo sei già mai un Allora, manaccio che ti ha fatto vincere guarda, senz'altro. Voglio dire una cosa a Lia. Lia, tu sei entrata nei nostri cuori e sei entrata anche nel cast di Sotto a chi tocca, per cui la gente un ti vedrà premio. tutta estate al fianco di Grazie, Pippo Fra. grazie. Bravo. Sì, cara. Volevo ringraziare Ernesto Pulvirenti, che è un vostro concorrente, Sì, Che ha tentato inutilmente, Ernesto, di insegnarmi a recitare una barzelletta, Sì, però ha avuto il piacere quella di... del carabiniere Lomoscio. Ah, te l'ha raccontato lui. Bravo Ernesto che hai trasformato anche la colla in una barzelletta. Resta Claudia perché noi abbiamo una buona abitudine di fare un'ultima carrellata Certo. con i nostri barzellettieri, per cui vale la pena. Forza signori, tutti dentro, Barzellette avanti. storiche ormai, della Porca. Chi comincia? Pierino, cosa ci fa un cavallo in un fiume? Trotta! C'è Cumenta che sta cercando la Cicetta ai Caraibi. A un certo punto la trova sulla spiaggia abbracciata a un tipo. Va lì e fa: uè Cicetti, ma cosa fai qua tutta nuda? Ma dai, no, sto prendendo il sole integrale. Capisco te che t'abbronzi, ma non ho mai visto un uomo di colore che s'abbronza. Due mafiosi, Peppino, guarda il pesce palla. Ma che palla e palla muto deve stare. La moglie al marito: caro, ma perché stai a tagliare la coda al cane? Perché stasera viene tua madre, quindi fa festa a nessuno. Sapete cosa disse l'ultimo dei moicani? Oh, aspettatemi! Ciao cara, come va il tuo matrimonio? Ah bene, mio marito è un angelo. Beata te, il mio è ancora vivo. Mi sono fatto la prostata. Io mi sono fatta appunto perché quelle macchine straniere non è che... Maresciallo, le ossa mi fanno male. Quando sei fesso non te le mangiare. E dopo il maresciallo un ispettore per salutarci. Grazie di essere stata la madrina di questa nostra ultima grande serata. Tanti grandi complimenti per tutto il successo che stai avendo. anche a un voi, saluto al anche a grande voi, Nino anche a Manfredi. voi. Un bacio. Ciao Claudia. Ciao. Grazie. Ciao, Claudia, ciao. Adesso